Inizialmente era sorto come attività di intrattenimento per il gruppo giovani che era presente a quel tempo nella chiesa evangelica di Marostica. Eravamo molto pochi, eravamo 10 coristi, 2 musicisti e un direttore del coro. Il gruppo, appunto, come dicevo, era formato da ragazzi adolescenti che cercavano un po' un'occasione per stare insieme, per creare unità. Il fine non era tanto perfezionare il canto, ma proprio un modo per creare unità. Però con il passare degli anni sono emersi alcuni talenti ed è così che il coro ha iniziato a cogliere questa occasione per renderlo un'evangelizzazione proprio attraverso il canto, partendo dalle prime serate che abbiamo fatto in alcune chiese e in alcune case di riposo in Marostica, fino a che nel 2010, a luglio, abbiamo fatto il nostro vero primo e proprio concerto in Piazza degli Scacchi a Marostica, ed è stato veramente un'emozione unica perché era il nostro primo esordio, diciamo. Da quel momento in poi l'attività del coro si è espansa, si è sviluppata e non si è mai fermata. Abbiamo sempre proposto concerti del genere gospel, che è il nostro genere, quasi ogni anno, sempre in dicembre, quindi proprio sotto le feste di solito. Il coro è cresciuto ancora di più, sempre in qualità e anche in quantità, fino a che abbiamo cominciato a proporre concerti non solo a Marostica, ma anche nelle città limitrofe, fino a che ci siamo appunto espansi sempre di più fino ad oggi. Quello che noi vorremmo trasmettervi però, al di là della storia cronologica del coro, è proprio che il nostro obiettivo è quello di raccontare attraverso il canto il messaggio della grazia e della salvezza che solo Cristo può offrire all'umanità, proprio attraverso il suo sacrificio sulla croce per noi. Nel 2015, proprio per questo motivo, abbiamo dato il nome di Coro Luce, proprio per sottolineare come il messaggio della grazia e della salvezza porti luce e speranza nel cuore di tutti coloro che lo ricevono. Ed è quello che ci auguriamo per voi questa sera, è proprio questo, che possiate anche voi riceverlo nel vostro cuore. Vi benedico tutti quanti, che Dio vi benedica e buon ascolto a tutti, il Coro Luce.
Buonasera a tutti, siamo molto felici di vedervi così numerosi e vi diamo veramente il benvenuto. Vi abbiamo dato questo assaggio con questi primi canti e adesso vorremmo presentarvene altre 3, in particolare un primo canto che si chiama Gerico. La battaglia di Gerico è un evento legato alla conquista della terra di Canaan, raccontato nel libro di Giosuè, che si trova nella Bibbia, dove il popolo di Israele ha suonato le trombe sotto le mura di Gerico a cui era proibito. Questo suono ha abbattuto le mura della città. Ora Gerico era saldamente sbarrata dinanzi agli israeliti. Nessuno usciva e nessuno entrava. Disse il Signore a Giosuè: «Vedi, io ti metto in mano Gerico e il suo re. Voi tutti prodi guerrieri, tutti atti alla guerra, girerete intorno alla città, facendo il circuito della città una volta, così farete per 6 giorni. 7 sacerdoti suoneranno 7 trombe di conno d'ariete davanti all'arca. Il 7° giorno, poi, girerete intorno alla città per 7 volte e i sacerdoti suoneranno le trombe. Quando si suonerà il corno dell'ariete, appena voi sentirete il suono della tromba, tutto il popolo proromperà in un grande grido di guerra. Allora le mura della città crolleranno e il popolo entrerà, ciascuno diritto a sé». Poi vi presenteremo il canto I Set Me Free e la conosciuta O Happy Day. Vi auguriamo buon ascolto. Giosuè combatte a Gerico e le mura cadono giù. Giosuè combatte a Gerico, Gerico, Gerico. Giosuè combatte a Gerico e le mura cadono giù. Gedeone grande giudice, uomo pro del vostro re Saul, ma nessuno come Giosuè quel giorno a Gerico. Giosuè combatte a Gerico, Gerico, Gerico. Giosuè combatte a Gerico e le mura cadono giù. Giosuè combatte a Gerico, Gerico, Gerico. Giosuè combatte a Gerico e le mura cadono giù. Con la lancia in mano griderà: la battaglia è vinta oramai, ed arriva fino a Gerico. La battaglia è vinta ormai. Giosuè combatte a Gerico, Gerico, Gerico. Giosuè combatte a Gerico e le mura cadono giù. Giosuè combatte a Gerico, Gerico, Gerico. Giosuè combatte a Gerico e le mura cadono giù. E le trombe si diffondono. Giosuè comanderà di gridare sempre, sempre più, e le mura cadono giù. Giosuè combatte a Gerico, Gerico, Gerico. Giosuè combatte a Gerico e le mura cadono giù. Giosuè combatte a Gerico, Gerico, Gerico. Giosuè combatte a Gerico e le mura cadono giù. E le mura cadono giù. E le mura cadono giù. Gerico, 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 Gerico.
Jesus was, He washed my sins away. Happy day. He taught me how. Oh, He taught me how to watch. Fight and pray. Oh, fight and pray. Fight and pray. And He took me out of live rejoice. Yes, we rejoice. Rejoice in Him every day. Every day. Happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. Oh, when He washed. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. He taught me how. He taught me how to watch. Fight and pray. Oh, fight and pray. Fight and pray. Fight and pray. Fight and pray. And we rejoice. Yes, we rejoice. Rejoice in Him every day. Every day. Every day. Oh, He taught me how to watch. Fight and pray. Oh, fight and pray. Fight and pray. Come on and sing about the happy day. Yes, we rejoice. Rejoice in Him every day. Every day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, when Jesus washed. Oh, happy day. He washed my sins away. Oh, happy day. Happy day, happy day. Oh, happy day. Hallelujah. Oh, happy day. 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 Buonasera, pace a tutti. Bene, buonasera, pace a tutti. Benvenuti a tutti quelli che sono invitati. Sono belli di vederli qua in questa chiesa. Oggi ho l'opportunità di raccontare della mia conversione. Io sono da Repubblica Dominicana, mi chiamo Robert, sono nato nella fede cattolica da piccolo fino a 15 anni d'età, quindi dal 2007. Dopo ho smesso di andare a chiesa cattolica per diversi fattori, poi mi sono laureato dal 2009 da meccanico industriale perito e poi ho conosciuto mia moglie dal 2011. Poi dopodiché siamo messi insieme dopo un anno. In quel tempo là stavamo cercando di avere una figlia, che lei rimanere incinta, ma non era possibile. Lei ha fatto degli interventi, dopo ho fatto anche io degli interventi chirurgici, ma il Signore mi ha benedetto grandemente perché
Dopo che ho fatto l'intervento, 3 mesi di trattamento, mia moglie è rimasta incinta. Quindi per me questa è stata una benedizione grandissima. Ho messo per nome Annelise, che vuol dire desiderata. Dopodiché avevamo dei problemi a livello di rapporto, che mai avevamo vissuto quel tempo là, quel periodo là, ma il Signore aveva un piano. A mia moglie un'amica le ha fatto l'invito da visitare una chiesa evangelica e mi ha detto guarda, mi hanno fatto l'invito, vuoi andare anche tu? E ho detto vabbè, perché sono mai stato in una chiesa evangelica, ci provo. E così siamo andati, le è piaciuto a lei, mi è piaciuto anche a me e continuiamo a frequentare quella chiesa là per un periodo di 3 mesi. E poi è arrivato un predicatore che ha detto questa sera sono venuti qua per salvare 2 anime, e guardava tutti così per salvare 2 anime solo. Sono qui questa sera e ha iniziato a dare il messaggio e ha toccato molto a mia moglie, l'ha chiamato e l'ha detto a lei vieni qua, vieni davanti, sei cristiana? Le ha detto no. Vuoi ricevere il Signore questa sera? Lei le ha detto sì, voglio ricevere il Signore. E io ero là come ogni tanto Carmela, ogni tanto che è all'accoglienza delle persone che arrivano. Io ero là in quella porta quel giorno e a un certo punto dice la persona mi manca ancora un altro, e sta guardando, arriva lei e mi dice a me vieni qua. Ma voi due sono marito e moglie? Noi diciamo sì. Ma anche tu vuoi ricevere il Signore oggi? L'ho detto sì, ridendo, perché ho ricevuto così il Signore con un sorriso e con una gioia, perché già me lo aspettavo. Quelli 3 mesi che sono passati era per prepararnos per quel momento lì. Poi sono battezzato nello Spirito Santo dopo 8 mesi. Dopo un anno ci siamo sposati per la Chiesa. E dopodiché è arrivata la notizia del visto che dovevo venire in Italia. E sono passato per un percorso di tempo dal 2021, quindi sono stato in un vivaio, ho lavorato diversi vivai, ma c'era un giorno prima dell'estate del Ferragosto, che era molto difficile, il caldo, il calore, la zanzare, e ho pregato tanto il Signore in quel giorno là, in mezzo al campo con il sole. Ho detto Signore, ricordati della promessa che mi hai fatto, ricordati delle tue parole, delle tue promesse che tu mi hai dato, ricordati di quel patto che hai fatto con me. In quel giorno là non ce la facevo più, volevo andare via. Io non sono una persona di andare via, ma il Signore mi ha così benedetto, perché ho preso fiducia nel Signore, ho preso costanza e ho preso così amore nel Signore, che quello fu l'ultimo giorno che sono andato a quel vivai. Ho trovato una persona che mi ha messo come interinale in un'azienda, dopo sono stato assunto nel lavoro e dopodiché ho potuto prendere un affitto e da lì è scatenata una serie di benedizioni che la Chiesa può raccontare. Ma io voglio dirgli in questa sera, avete fiducia nel Signore. Quando noi rinnoviamo il patto che facciamo con il Signore ci ascolta. Che Dio ci benedica. Pace a tutti, benvenuti anche da parte mia, spero che la serata stia andando bene. Secondo me la testimonianza di Robert si lega benissimo al prossimo canto, che si chiama appunto My God is Real. Secondo me credere nel Signore vuol dire praticamente chiedere il suo aiuto e mettere quello che facciamo ogni giorno nelle sue mani, anche le piccole cose, come diceva Robert. Il lavoro, il stare insieme, che una cosa vada bene, e il visto, sono tutte piccole cose, però se abbiamo fiducia nel Signore riusciamo a vedere
che Lui è reale ogni giorno, non solo per le grandi cose, ma anche per quelle piccole cose, se ci affidiamo a Lui con tutto il cuore. Grazie che sento qualche meno in sala. Allora, il prossimo canto di cosa parla? È un brano che dichiara come nel mondo di oggi, in cui viviamo grandi incertezze e in cui l'apparenza vale più della sostanza, possiamo contare su un Dio reale. Appunto, un Dio che ci aiuta ogni giorno, su cui possiamo contare. Concreto, ed è l'unico che può pulire il nostro cuore dagli errori e darci una nuova vita. Ecco, io spero che prima o poi appunto tutta la sala accetti il Signore. Poi proseguiamo con il canto Amen e infine con la gioia che ho. Buona continuazione.
Buonasera a tutti. Adesso tocca anche a me la volta di salutarvi, no? Mi hanno chiesto di portare una testimonianza che nel momento in cui il Signore in modo significativo ha voluto presentarsi nella mia vita. E lo ha fatto in una maniera un po' particolare, ma devo dire che anche ascoltando Robert, ascoltando un po' tutti di noi, nel momento in cui abbiamo avuto diciamo, contatto con Gesù, tutti quanti hanno qualcosa di particolare da raccontare. Diciamo che io vado un po' indietro nel tempo, alla notte dei tempi, perché si parla di ben 45 anni fa, quindi non è proprio l'altro giorno. E 15 anni avevo. 15 anni, io ero cresciuto in un ambiente cattolico, 8 anni dalle suore, mi avevano insegnato catechismo, tante cose che nel mondo cattolico si insegna. Mi avevano insegnato soprattutto, purtroppo, anche il fatto che se c'è un Dio c'è anche il diavolo, c'è anche Satana, che ne combina di tutti i colori. E forse perché cercavano un attimino queste suore di tenere a bada ben 35 ragazzi all'interno di un'unica classe, figuratevi, ragazzini di 8 anni, 9 anni, 10 anni, così che è un po' difficile tenerli, no? Ma ci riuscivano, però come ci riuscivano? A volte ci raccontavano queste storie, no? E sono rimasto veramente impressionato, adesso non sto qui a raccontarvi le storie, però diciamo che a quella tenera età sono rimaste dentro di me. Però sono cose, magari passano gli anni, arriva il momento dell'adolescenza, 15 anni, e con la compagnia che frequentavo a quel tempo ebbero la bella brutta idea di andare a vedere un film, L'Esorcista, ne avrete sentito parlare sicuramente. Io non sapevo nemmeno di cosa si trattasse, semplicemente ho seguito la compagnia, a 15 anni si segue la compagnia, dove vanno loro vado anch'io, no? E sono andato a vedere questo film. Non vi dico il trauma che ha scatenato in me nel vedere particolari scene, anche perché per me erano tutte cose reali, visto quello che mi era stato inculcato quando avevo 8, 9 anni, 10 anni. Da lì è incominciato per me una situazione veramente difficile da sostenere, non dormivo più la notte. Mi vergognavo di dire queste cose ai miei genitori, che erano all'oscuro di tutto, semplicemente mi vedevano deperire e diventare sempre più bianco e non capivano bene il motivo. Di notte non si dormiva, praticamente passavo le notti con la luce accesa, cercando di non prendere mai sonno, perché chissà cosa potrebbe accadere, no? Quindi tutto quanto concentrato sul fatto di resistere, di non cedere. Mi facevo il segno della croce praticamente 10 volte ogni minuto. E così andavo avanti, ma non ce la facevo più. 15 anni, 16 anni, 17 anni, questa cosa non passava. Se non che, oltre che dalle suore, frequentavo anche gruppi parrocchiali, facevamo delle uscite, ebbi la, diciamo fortuna, però io credo che tutto nelle mani di Dio, tutto nelle mani del Signore. E conobbi un sacerdote e questo sacerdote ebbe in regalo a mio fratello una Bibbia, che di punto, diciamo, a vari passi arrivò dopo in casa, chiaramente. E io, una delle tante notti che non dormivo, che avevo queste cose veramente che diventavano sempre più allucinanti, per dire, cioè, è chiaro che a un certo punto uno crolla, prende sonno e mi svegliavo di botto di notte. Mi ricordo una volta che avevo sentito un grido che pareva provenire dalle profondità più basse e rimasi veramente, ho detto qua sto andando via di testa, qui bisogna fare qualcosa. E mi viene in mente che avevo una Bibbia in casa, ho detto chissà mai che magari possa fare qualcosa. La Bibbia la consideravo un libro come tanti, solo che magari c'era scritto qualcosa che riguardava Dio, quindi la presi e come
si fa con qualsiasi altro libro, si prende e si comincia dalla prima pagina, Genesi, e incomincio a leggere. Leggi che ti leggi, vedevo che conoscevo, sì, c'era Satana effettivamente, ma c'era Dio che sovrandeva tutto. Era Signore di ogni cosa. Era veramente un Dio che andava al di là di quello che era il pensiero che potevo avere io fino a quel giorno. E mi accorsi che mano a mano che leggevo questa Bibbia, qualcosa cambiava in me, entrava una pace e incominciai finalmente a dormire alla notte. Pregavo come mi era stato insegnato di pregare, ma in particolare tutte le sere mi mettevo lì, leggevo la Bibbia e intanto andavo avanti Genesi, Esodo, Levitico, e andavo avanti, leggevo tutto io. Cioè tante cose non le capivo, ma sentivo questa pace che veniva in me e questo mi bastava. Passano gli anni, non che fossi guarito da questa cosa, però diciamo che perlomeno era, come dire, addomesticabile, si poteva magari mettere in una parte della mia vita e così potevo vivere, finalmente tornare a vivere. Conobbi una data poi mia moglie, anche a lei tenni nascosto questo, anche perché speravo bene che col tempo passasse. Intanto erano passati ben 10 anni da quell'esperienza, quindi avevo 26-27 anni. Se non che una notte, una brutta notte, mi ricapitò di nuovo tutta, e mi ricordai, perché intanto avevo messo da parte la Bibbia, non leggevo più, eccetera, e mi accorsi che praticamente come ero 10 anni prima, ero ancora in quel tempo. A quel punto cominciai a parlarne con mia moglie, che ci rimase molto male perché diceva dovevi dirmelo prima. E quindi anche una crisi familiare, adesso non sto qui a raccontarvi tutte le varie storie che poi sono accadute. E che abbiamo pregato veramente Signore, e anche lì il Signore veramente apre delle porte che non vai a pensare, perché nell'ambiente di lavoro dove lavorava mia moglie, parlando anche lei così che avevamo incominciato a leggere la Bibbia, lì c'era un caro fratello che poi diventò fratello in Cristo, Sergio, il quale ci invitò una sera a casa sua, semplicemente passammo una bella serata insieme, non ci dicemmo niente di più, diciamo, di quello che sono le cose che magari si vanno a dire, la prima volta ci si incontra così, del più e del meno, però alla fine di questa cena che eravamo insieme, prese la chitarra, suonò un canto e lui mi disse che nel momento che lui suonò quel canto mi si illuminarono gli occhi. Perché effettivamente io stavo cercando il Signore. Perché nella Bibbia c'è scritto, in Giovanni c'è scritto, lo trovai dopo questo verso, però è un verso che mi piace sottolineare. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Conoscerete, lo sottolineo, conoscerete, conoscenza di Dio. Quindi effettivamente da lì andai sempre più a ricercare attraverso la sua parola quello che poi divenne veramente la mia ancora di salvezza, il mio tutto, il ristabilimento tra me e mia moglie, la benedizione che arrivò sulla mia famiglia, mi tiro fuori da quegli incubi, da quelle grida che sentivo di notte, che era una cosa veramente straziante, e mi dette quella pace che veramente solo il Signore sa dare. Io in questo ho un verso che troviamo proprio scritto nella Bibbia, che poi capii che non è solo un insieme di racconti, ma è veramente parola di Dio, cioè Dio che cerca in tutte le maniere di rivelarsi al cuore delle sue creature. È una cosa stupenda.
E io stavo passando proprio questo momento e guardate cosa trovai scritto. Egli, questo egli è Dio, lo trovò in una terra deserta, questa era la mia condizione, in una solitudine piena di urli e di desolazione. Egli, sempre Dio che parla, lo circondò, ne prese cura, lo custodì come la pupilla dei suoi occhi. Io mi fermo qui. Questa parola non è che è solo per me, è per qualsiasi che si trova in una condizione che ha bisogno di una liberazione particolare da parte del Signore. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Quella libertà che abbiamo in Gesù è difficile comprendere cosa significa se non passi attraverso un'esperienza particolare, ma se tu stai passando un'esperienza particolare io ti invito di conoscere la verità in Gesù e vedrai cosa succederà nella tua vita. Ti auguro ogni cosa buona. Grazie Palmiro per questa bellissima testimonianza. Mi sento di dire veramente a ognuno delle persone che sono qui che veramente il Signore ascolta il grido, la preghiera di tutti. Veramente affidatevi a Dio perché nei momenti più bui, nei momenti più difficili, anche se magari apparentemente non sembra, Lui ascolta il nostro grido, ascolta quello di cui abbiamo bisogno e risponde coi Suoi tempi, ma risponde alle nostre preghiere. Veramente può toccare il cuore e trasformare veramente la nostra vita e noi ne siamo tutti una testimonianza. Speriamo veramente di trasmettervi questo, la gioia che abbiamo nel nostro cuore di avere Gesù, ma soprattutto che non siamo mai soli anche nei momenti difficili, perché lo dice, avrete tribolazione ma io ho vinto il mondo, e se lo cercate veramente Lui risponde. E adesso vi presentiamo un canto che si chiama Amazing Grace, meravigliosa grazia. E la persona che l'ha scritto, che si chiama John Newton, pensate era un grande peccatore, era un trafficante di navi negriere e lui ha dedicato proprio questo canto, l'ha scritto perché Dio ha fatto nella sua vita una meravigliosa grazia, l'ha liberato, lo sentirete, l'ha liberato dalle catene del peccato e ha cambiato completamente la sua vita, l'ha trasformata e lui ha voluto scriverlo e cercare di cambiare la sua vita e predicare quello che Dio aveva fatto nella sua. Pensate che lui ha scritto nella sua lapide: John Newton, ecclesiastico, un tempo un infedele e un libertino, servo degli schiavisti in Africa, fu per grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo conservato, redento, perdonato e invitato a predicare quella fede che aveva cercato di distruggere. È proprio un esempio di come la vita di un gran peccatore è stata trasformata in un nuovo. E tutto questo grazie alla meravigliosa grazia che nostro Signore ha per noi. E poi vi presenteremo il canto 3 volte santo. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved.
appear the hour I first believed. Io vuoi narrar con grato cuore il don che Dio mi fè, mentre ero sol e in gran dolore salvezza mise in me. Non più dolore, non più timore, Gesù mi liberò. Or nel cammino col Salvatore, avanti in pace vuoi. Sul tentator son vincitor, per l'onore di Gesù, sicuro so che il Redentore mi porterà lassù. Dalle catene mi liberò il mio Signore con grande amore. È un fiume che rispecchia in sé la grazia che Egli mise in me. Dalle catene mi liberò il mio Signore con grande amore. È un fiume che rispecchia in sé la grazia che Egli mise in me. Le lodi della grazia
Ed eccoci qua, quasi alla fine insomma di questo bellissimo concerto. Adesso direi di lasciare la parola al nostro pastore, che appunto è Giovanni Palma, che ci consegnerà appunto un messaggio per questa serata. A voi. Beh, non occorre, grazie. Cosa dire? Diciamo che questa sera è stato già detto, abbiamo ascoltato quello che l'opera di Dio compie nelle nostre vite. Gospel. Vogliamo ringraziare il Signore perché anche quest'anno ci ha dato la possibilità di stare in diversi luoghi, in diversi posti, per annunciare l'Evangelo. Gospel vuol dire proprio la buona notizia, la buona novella. E chi la può annunciare la buona novella? La può annunciare coloro che l'hanno sperimentato, no? Coloro che hanno fatto un'esperienza con il Signore. E avete sentito un po', questa sera ognuno di loro avrebbe potuto raccontarvi, ma credo che ognuno di noi può raccontare l'incontro che abbiamo avuto con Gesù. Perché Gesù è vivente. Gesù vive. Voglio dare il benvenuto a quanti sono qui per le prime volte in mezzo a noi e anche i fratelli che ci sono venuti a visitare sono qui, che ci conosciamo da tanto tempo. È una grazia che siamo ancora qui per la grazia di Dio e siamo nella fede, sapete? Gesù disse quando Lui tornerà troverà la fede sulla terra. Ci sono tante cose a volte che vogliono rubarci la fede, vogliono rubarci ciò che Dio ha messo nel nostro cuore, quel tesoro particolare, ma non ce la faranno mai, non ce la farà. Perché come diceva l'Apostolo Paolo, io so in chi ho creduto e sono persuaso che Egli è potente da custodire il mio deposito fino a quel giorno. Quindi questa sera che cosa dirvi? Avete sentito la testimonianza di Palmiro, fra l'altro lui non vi ha indicato la moglie di Palmiro è Silvia. Quando Dio fa le cose le fa bene, siete d'accordo? Molto meglio di noi. Quindi ringraziamo il Signore. Cosa dirvi? Uno dei canti a me preferito di più che io amo, proprio del gospel, è proprio Stupenda Grazia, Amazing Grace. Perché? Perché parla proprio della grazia del messaggio del Vangelo. Il messaggio del Vangelo è grazia, è la grazia di Gesù Cristo, che è stata sparsa. Dio ha tanto amato il mondo, dice Giovanni 3,16, che ha donato, ha mandato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Abbiamo sentito prima, no? La testimonianza, voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. E Gesù disse, io sono la via, la verità e la vita. Quindi non ha importanza, io non credo il discorso della forma della religiosità, scusate se uso questo termine, dell'appartenenza ad una denominazione cristiana, perché in cielo non c'è una denominazione cristiana. Nel cielo ci sono tutti coloro che hanno fatto un'esperienza con Cristo Gesù. Anzi, la scrittura ci dice
Nell'Apocalisse noi troviamo scritto, quando Giovanni vide quella visione meravigliosa, l'Apostolo Giovanni, davanti al trono di Dio c'erano di ogni lingua, di ogni razza, di ogni tribù, e c'erano tutti coloro che avevano lavato le proprie vesti nel sangue dell'agnello di Gesù Cristo il Signore. Quello che cambia la nostra vita, quello che realmente ci fa cristiani, è avere un'esperienza con Lui, incontrarci con Lui, sperimentarlo ogni giorno, conoscerlo personalmente. Gesù disse un giorno, parlando del buon pastore, lui disse: le mie pecore conoscono la mia voce. La mia domanda è questa sera: conosci tu la voce di Gesù? Hai mai parlato con Lui? O conosci la voce del tuo sacerdote, del pastore di una chiesa? Quello non ti salverà. Quello ti potrà aiutare a conoscere Gesù. Ma l'importanza è il tuo rapporto personale con Gesù. Ecco il gospel. Noi siamo qui ad annunciare il gospel. Siamo qui per dire quanti ancora non lo hanno conosciuto, non hanno fatto un'esperienza, pur appartenendo, pur andando in chiesa, pur partecipando, ma non hai ancora realizzato un'esperienza con Lui, non lo hai sentito nel tuo cuore parlare la tua vita, e soprattutto Egli è colui che libera. E allora a volte noi viviamo nelle nostre condizioni anche di peccato e quasi ci stiamo abituando. Oggi il termine peccato, la parola peccato quasi è scomparso, perché sembra che tutto vada bene. A volte ci misuriamo in chi magari è migliore, ma noi abbiamo una persona in cui misurarci. Nella parola di Dio è scritto: quelli che Egli ha preconosciuti li ha predestinati ad essere all'immagine di Gesù Cristo. C'è una figura dove il vero cristiano, cioè il discepolo di Cristo, deve somigliare a Gesù. Quando vedono me, quando vedono te, devono vedere Gesù. A volte ci dicono, quando entrano nelle nostre chiese evangeliche, cristiane evangeliche, ci dicono: ma non vedo un crocifisso. È vero, voi vedete, non abbiamo sculture, le uniche cose che abbiamo sono versetti della parola di Dio. E questa volta mi tocca il fatto di non vedere un crocifisso. Sapete perché? Perché dovrebbero vedere ognuno di noi che è stato crocifisso. L'Apostolo Paolo dice: sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E questo è il gospel, questo è l'Evangelo. L'Evangelo è che Cristo vive, che Cristo regna nella sua Chiesa, e Cristo regna nei cuori di quanto lo hanno conosciuto, lo hanno sperimentato. Abbiamo aperto il nostro cuore al Signore. Abbiamo detto: sì, Signor Gesù, entra nel mio cuore. Giacomo dice: se con la bocca avrai confessato, con il cuore avrai creduto che Dio lo ha risuscitato dai morti e che Egli è vivente ed è seduto alla destra di Dio Padre, e tu lo hai sperimentato. Questa sera quello che voglio dirti, non so a chi sto parlando in modo particolare, ma voglio dirti questo: il Signore è lontano da te, una preghiera. Puoi andare nella tua stanza questa sera, in un posto solo, e magari se vuoi inginocchiarti o in qualunque posizione tu puoi stare. La cosa importante è dire: Signor Gesù, quello che io ho sentito questa sera, io voglio conoscerti, voglio sperimentarti, vieni ad abitare nel mio cuore. Io ti apro il mio cuore, ti apro la mia casa. Abbiamo visto durante le feste natalizie, che bello vedere queste feste, vedere il Natale tra le stelle, ma in realtà si è perso il significato del Natale. Gesù che è venuto. Prima mi domandavo: quando è nato il gospel? Se voi fate una ricerca su Google, andate a vedere, vi dicono nel 1920, dal 20 al 40. Bene, io vi dico che il gospel è nato 2000 anni fa. Quando gli angeli sono apparsi e hanno detto: vi diamo una bella notizia, una buona notizia, vi è nato un Salvatore.
l'Emmanuele, l'Iddio con noi. E questo Emmanuele vive ancora oggi, per quanti lo hanno sperimentato, lo hanno conosciuto ogni giorno. Io non vivrei un minuto senza il Signore, perché la mia vita è meravigliosa nelle mani del Signore. Nulla so del mio domani, ma io so che il mio domani è nelle mani di Dio e che Lui ha il meglio per me, per la mia casa, per la mia famiglia. Stasera voglio dirti, se tu stai vivendo un momento particolare, bene, questo è proprio il momento giusto. Se tu sei un fallito o ti ritieni fallito, non ti preoccupare, perché allora sei proprio nella posizione giusta, perché Gesù ha detto: io sono venuto per cercare e salvare ciò che era fallito. Lui è in cerca dei peccatori. Io non sono venuto per i sani, sono venuto per i malati. E finché non riconosciamo la nostra malattia e diciamo: Signore, ho bisogno di guarigione, ho bisogno che tu mi guarisca, ho bisogno che tu entri nella mia vita, e allora posso dirti che anche tu potrai uscire un giorno e potrai annunciare il gospel. Forse potrai aggiungerti anche a questa corale. Noi siamo in cerca, vogliamo allargare l'orizzonte, vogliamo allargare il numero di venire qui, e anche tu magari puoi testimoniare un giorno e dire: sì, anch'io ho cercato il Signore ed Egli mi ha liberato da tutte le mie paure, da tutti i miei spaventi. Questo lo troviamo in Davide, in un salmo. Il Signore ancora oggi è potente da liberarti da ogni paura, da ogni preoccupazione. Tutto quello che ci circonda, tutte le notizie che abbiamo, sono notizie che a volte spaventano. Come faremo? Non ti preoccupare, perché sopra ogni cosa c'è qualcuno che siede ancora sul suo trono, che regna. È Gesù Cristo il Signore. Dio ti benedica. Adesso cantiamo un altro inno. Cosa vogliamo cantare? Ah, Arianna c'è. Chi? Ah, Maria, ok. Allora, Pastore, mi sta lascio. rubando Ok. il lavoro. Ok. Vi lascio. Allora, la serata insomma è arrivata alla conclusione. Abbiamo finito, abbiamo cantato tutto quanto, però io direi che come ogni buon concerto non si può finire così, no? Voi cosa dite? Volete che facciamo un bel bis? Secondo me possiamo e potete fare di meglio. Quindi al mio 3 diciamo un bel sì. Quindi 1, 2, 3. Sì! Allora, vi chiedo di alzarvi in piedi, facciamo la gioia che ho, e vi chiedo anche una cosa in più. Dopo il primo verso ci sarà la risposta che ho, fatelo anche voi, mi raccomando.
Beh, direi che è il caso di presentarli tutti, mi sembra proprio doveroso. Partirei dalle direttrici di coro e cantanti Silvia, Katia e Noemi. Poi partiamo dal coro, in alto Gildo, Natalie, Mariano, Queen, Brad, Viorica, Ottavio, Lidia, Alessandra, Giulia, Olena, Carmela, Antonella. poi Mariana. Adesso vi presentiamo i musicisti. Alle tastiere Chiara, alla chitarra Christopher, Marco ai bassi, Palmiro al basso e infine Riccardo, batterista. poi ringraziamo e vi presentiamo i tecnici Nino, Roberto e Giovanni. Il gruppo monta smonta perché c'è sempre da fare per Per la locandina Deborah. E poi ringraziamo tutta la Chiesa Rifugio in Cristo di Marostica, il pastore in particolare. E vi ricordiamo che all'uscita, se volete, ci sono delle Bibbie, anche dei calendari e un agape per mangiare e stare tutti assieme. Volevo solo dire una cosa, perché noi non dobbiamo dimenticare nessuno. Monica, vieni qui. Monica fa parte del coro. Monica ha avuto un problema, è in cura, ma grazie a Dio il Signore ha messo la sua mano fino adesso. Però lei cantava qui, si è dovuta fermare, però fa parte del coro e quindi noi vogliamo anche lei incoraggiare e dire ti vogliamo bene. E l'aspettiamo. Anche Simona, sì, è vero. Simona, dove sei? Eccola lì, la mamma. Vieni Simona, oggi non ha cantato perché ha appena avuto un bambino meraviglioso. Ok. Nient'altro, che il Signore ci benedica. Buona serata a tutti quanti voi. Rimanete qui in modo che possiamo conoscervi di più e possiamo anche mangiare qualche cosina insieme. Dio vi benedica. Se avete bisogno di qualsiasi cosa, venite da me e vi do qualsiasi spiegazione. Buona serata.